Gli israeliti cominciavano a tornare a fare robe che facevano in gomito al Signore. E il Signore gli lasciò as grinfis dei Filisteos per 40 anni. All'era un uomo di Sore, delle tribù di Dan, che aveva nome Manoach. La sua femmina non chiappava su e non aveva avuto frus. L'agno del Signore gli comparia di queste femmine e gli disse: tu spietis davanti e non tu has frus, ma tu stas per chiappare su e tu parturiras un frutto. Di chi in denant viod che tu facis. Non sta bevi ni vin ni bevande castialde e non sta cercià nuie di soc. Non la ravie troppo tempo che tu chiapparas su e tu parturiras un frutto. Il rosor non passerà sul socchiav, perché il frutto sarà nasir di Dio, anche molto al grin di somari. Alle lui che comincerà a deliberare Israele de grinfe dei Filisteos. La femmina è tornata a casa e disse all'uomo: un uomo di Dio mi affrontate, se mi ha veduto l'agno di Dio, tanta l'era di suggestione. Io non hai domandato da là che veniva, e neanche lui non ha voluto dirmi il suo nome. Dove mi ha detto: non la ravie troppo tempo che tu chiapparas su e tu parturiras un frutto. Di chi in denante non sta bevi ni vin ni bevande castialde e non sta cercando nuie di soci, perché il frutto sarà nasir di Dio dal grin di somari fin tra mai là che morirà. Allora Manoach al prea al Signor così: ti prego, Signor, l'uomo di Dio che tu hai mandato, che torni anche un viaggio, che di no, e che non dici ciò che vendi fa per il frutto quando sarà nasciuto. Dio ascolta Manoach e l'agno di Dio al tornare a ta in daur la femmina quando aliere sentate te campagna Manoach. Il suo nome non era con ie. La femmina e lei di corsa contai tutto al suo uomo. Vedi che mi ha comparito che l'uomo che mi è venuto d'oggi che ha 3 dì. Manoach gli va su e gli dauri alla femmina arriva là calere l'uomo e gli dice: sei tu che l'uomo che ha discorruto di queste femmine? E risponde: sei proprio io. Disse al Manoach: quando succederà ciò che tu hai detto, ciò che si ha di fare per il frutto, c'è si ha di comportarsi. L'agno del Signore gli risponde a Manoach: ciò che tu hai inibita di queste femmine, alla di strattegnirsi anche per te. Non hai di cercare nuie, non ha di cercare nuie di ciò che dà la vita, né bevi del vin, né bevande castialde, che non mangi nuie di soce, che fai tutto ciò che gli hai ordinato. Disse allora Manoach all'agno del Signore: lasci che ti tignin con no e che ti din d'ogni un cavretto. Manoach non sapeva qual era l'agno del Signore. E l'agno del Signore gli disse a Manoach: se anche tu mi facessi restare, non cercerai gran la tua spese. Se però tu hai che di fai un olocausto al Signore, fasial. Allora Manoach gli disse all'agno del Signore: ce non hai tu che può infatti onore quando succederà ciò che tu hai detto? L'agno del Signore gli risponde: perché questo saveglio non? Alle masse grandi. Allora Manoach alziò il chiavret e l'uffierte e l'uffrì in tir sulla crete al Signore, che fasse robononis di restà. Manoach e la sua femmina stava in accialà. Appena che la flamme scominciò alla suta all'altare, verso il cielo, l'agno del Signore al montare in queste fogule sotto i voi di Manoach e delle sue femmine che si buttavano con la muse partiere. L'agno del Signore non si faceva vio di altri di Manoach, né delle sue femmine, e Manoach capì allora che si trattava proprio dell'agno del Signore. Sicuro che non stoccherà di morire,
al dis manuaca alla sua femmine, perché vinvio Dio. E risponde la femmine, se il Signore avesse vude che di fanno smuri, non varesse chiappat li nostri mans, dalle nostre mans l'olocausto, né l'offierte, e neanche non svaresse fatto vio di tutti questi robis, e a stesso tempo fat sentì robononis dal genere. La femmine e parturì un frutto, e in metà non Samson. Il frutto crescé, il Signor lo benedì, e il Spirito del Signore cominciò a infogarlo dal campamento di Dan, in frisore e estanol.